Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Oggi, lunedì 11 luglio, cominciamo nuovamente le dirette e gli appuntamenti con le nostre trasmissioni della settimana. Vi ricordo a proposito giorni e orari dei nostri appuntamenti: lunedì e venerdì con la sottoscritta alle 21:15, mentre il mercoledì alle 18 vi aspetta il Marietto Veneziano. E adesso che ho fatto le presentatrici degli anni '80, chi è che se le ricorda? Le signorine, buonasera. Allora, scherzi a parte, ciao a tutti, ben ritrovati, spero stiate bene. Buonasera Eva, buonasera Mara, buonasera Maria, buonasera Brilla Brilla. Vi ricordo a proposito del Marietto che è alla regia, quindi stasera si occupa lui, come sempre, di mettere online le domande, le immagini, di selezionare anche. Grazie. Sì. È un regalo dei 45 anni, quando si comincia a diventare orbi per natura. Allora, buonasera anche Ermanno, bene, ben ritrovati. Vi ricordo che noi siamo un continuo fermento, siamo sempre in azione, in opera, quindi a proposito di questo andate sul nostro sito www.ilcapitano.intervista.org, nella home page che quando appunto aprite il sito appare così, trovate appunto le varie sezioni in quella barra con quel bel blu ottaneo, tanto per darvi un'indicazione, dove si trovano le varie sezioni del sito e nelle varie sezioni del sito come dono trovate sempre materiale gratuito con cui cominciare un percorso che non è chiaramente un percorso interiore che parte da dentro, è un percorso con le onde di forma, quindi ci sono moltissimi circuiti con cui potete fin da subito modificare quantomeno il vostro corpo eterico con impressioni di energie, frequenze diverse da quelle su cui siete sintonizzati e che probabilmente in questo momento vi causano delle problematiche, delle difficoltà. Molti di questi circuiti possono essere appunto applicati fin da subito, sono raccolti in PDF con delle brevi spiegazioni. Ricordo che, a proposito di questa immagine che vedete in questo momento in sovraimpressione, qualche giorno fa, perché il 4 luglio di quest'anno ormai è trascorso da pochissimo, è uscito questo ultimo ebook, l'ultimo lavoro del Marietto Veneziano. E già dal 4 luglio ad oggi l'hanno scaricato 300 persone. Non è male, Marietto si è sbracciato per ricordarmi quante persone già in pochi giorni hanno scaricato questo ebook. Vi ricordo a proposito che sul canale YouTube del Marietto Veneziano trovate i video di spiegazione, io lo dico già da un po', devo cominciare a registrarli, non l'ho ancora fatto, veramente non trovo il tempo, grazie a Dio ho tantissimo da fare e non sempre riesco ad organizzarmi con appunto per ritagliarmi il tempo di registrare i video di spiegazioni, ma ho ripromesso di farlo non appena molla un po' anche il caldo probabilmente. Ricordo comunque che nella sezione shop trovate anche i nostri servizi professionali. Io, come vedete, per chi non mi conosce, in sovraimpressione vedete appunto l'immagine delle cose di cui mi occupo, potete rivolgervi a me se avete dubbi, perplessità, volete capire come sta andando la vostra vita, cosa vi aspetta nel prossimo periodo, anche fare indagini che possono essere appunto con le sibille, con la radiestesia, fare anche lavori per modificare o comunque per cercare di intervenire là dove alcune situazioni si ripetono in modo difficile e di solito si va a fare appunto un'indagine per comprendere anche a livello astrologico dove si trovano i blocchi più importanti. Quindi c'è tutta una sezione dedicata alla parte di consulto, quindi indagine, ricerca, e una sezione anche dedicata agli interventi, all'aspetto operativo
della rettifica, della correzione. Come vi dicevo, fin da subito potete azionare i circuiti radionici. Questi circuiti fanno un lavoro esterno, esteriore per impregnazione, quindi nel momento in cui mettete in azione un circuito, inserite il testimone all'interno del circuito, fin da subito il testimone viene lavorato, impregnato delle qualità del circuito e via via per il principio di condensazione si manifestano le modifiche nel piano materiale o fisico. Vi ricordo comunque che i tempi di questo procedimento di impregnazione e manifestazione sono totalmente soggettivi, per qualcuno pressoché immediati, per altri lenti. Il motivo per cui alcuni sono più ricettivi, altri sono più lenti a vedere dei risultati con le onde di forma è riconducibile a questioni anche karmiche, quindi ci sono delle lezioni, delle cose, delle situazioni che perché si esauriscano richiedono una nostra comprensione o comunque riguardano anche cose che sono per il nostro bene. Allora a volte è necessario attivare più di un circuito per venire fuori da certe situazioni, a volte non basta. Quindi vi ricordo che potete fin da subito provare da soli ad attivarvi, a studiare, a imparare, perché del materiale che abbiamo messo a disposizione ce n'è a iosa, quindi a proposito di questi quindi trovate sicuramente anche qualcosa adatto a voi tra radionica, radiestesia, dispense, abbiamo anche pubblicato 2 libri, ci sono veramente tantissimi video sui nostri canali YouTube raccolti in playlist, ci trovate anche su Facebook con i gruppi Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo e anche il gruppo I Casti Sacerdotali. Insomma, siamo veramente molto presenti, ultimamente abbiamo avviato anche i canali TikTok, siamo su Instagram, dove altro siamo? Pinterest. Ah, Pinterest. Siamo dappertutto come il prezzemolo. Sì, sulla Luna poco ci manca perché con i satelliti e i nostri circuiti sparati su Google. Allora, bene, scherzi a parte e ovviamente tutto questo predicozzo precede l'inizio della diretta vera e propria, dove comunque durante questo passaggio vi chiedo sempre di essere presenti perché alla fine di questo capitolo introduttivo poi cominciamo la selezione delle domande e se non siete presenti appunto venite saltati e si risponde alla domanda successiva. È un piccolo contributo quello che vi chiediamo a fronte di una diretta totalmente gratuita, quindi zero costi da parte vostra per una risposta. Allora, ovviamente a proposito di questo, vi ricordo che siamo comunque disponibili per consulti professionali, 20 euro, 45 minuti. Perfetto, allora, per un attimo è passato anche il nostro ciondolo cabalistico, lavorato a proposito di onde di forma, frequenze, radionica, radiestesia, con tutte queste cose combinate insieme per la difesa, la protezione, la tutela, la propiziazione e poi può essere personalizzato e programmato a volontà. Mara, vediamo se ci sei, se hai resistito, sei stata selezionata e scelta per aprire la diretta. Vediamo, aspetto la risposta, mi raccomando quando vi chiamo ditemi subito se ci siete perché se non rispondete in un tempo che considero ragionevole, comprendendo come si dice, le questioni di risposta, ok, c'è per quello che riguarda le connessioni, si passa avanti. Benissimo, Mara presente, brava, e rispondiamo alla domanda. Allora, chiedo se per me questo lavoro online sarà un'attività vincente dal punto di vista economico. 22 febbraio 87, Mara. Ok. Allora rispondo a te. Vediamo un pochettino per Mara e come sarà questo lavoro online. Attenzione, non è un bellissimo taglio, Mara? Ci sono dei pericoli che non devi sottostimare.
I pericoli possono provenire forse da anche persone che intenzionalmente si impicceranno, si intrometteranno. Allora, potrebbe anche darti pensiero qualcuno in particolare che magari non è particolarmente d'accordo per quanto riguarda questo tipo di attività. Vediamo un po'. Ma non è che siano proprio carte completamente incoraggianti, non sono nemmeno carte completamente disastrose, tranne poi il preannuncio di un risvolto poco positivo nell'esito. Allora, però andiamo con ordine, prima di saltare a conclusioni, vediamo di snocciolare un po' tutta la questione partendo dal passato. La linea del passato con leggerezza, vecchia signora, vedovo, gelosia e allegrezza al cuore, può indicare che forse così dall'oggi al domani, un po' all'improvviso, si è concluso un lungo capitolo della tua vita lavorativa, non so quanto lungo, comunque sei giovane, però potrebbe essere un lavoro durato qualche annetto o comunque qualcosa che aveva tutta l'aria di essere solida e stabile, qualcosa che ti ha lasciato dall'oggi al domani in uno stato di prostrazione o di grave preoccupazione. Ma forse ovviamente noi rispondiamo in particolare a questo lavoro online, quindi evidentemente viene vissuto come un'occasione, un'opportunità che probabilmente ti è stata presentata anche insieme ad altre. C'è comunque al presente desiderio, speranze, aspettative nascoste in questa attività che stai facendo adesso. Forse anche per via di impegni familiari. Ora non si sa, non è questa la domanda che hai posto, quindi la tua situazione familiare e personale non ci riguarda fino a un certo punto, ma sembra proprio che il tuo pensiero, i tuoi progetti siano rivolti proprio all'accudimento della tua famiglia, al prendertene cura. Anche per sopperire, diciamo così, a ritardi di natura lavorativa, sogni che sfumano, altre occasioni che hanno creato tormento, attesa e poca serenità. Diciamo che è un po' un modo questo, o questo lavoro è un po' un'occasione per alleviare un po' l'attesa, come dire, beh, nel frattempo che mi capita qualcosa di valido, faccio questo. Allora, c'è comunque un'organizzazione, c'è volontà, c'è qualcosa di, come anche un'ambizione nel cercare di fare qualcosa che in qualche modo ti metta in mostra. Probabilmente si tratta di una qualche situazione dove ti troverai a, tra virgolette, combattere nel prossimo periodo. C'è comunque uno sforzo che potrebbe essere anche un impiego, sì, importante di tempo, ma anche la possibilità che comunque ci sia un investimento che va ripetuto o fatto ancora. È comunque un'occasione per risanare, quantomeno per un periodo, le finanze. Sembra che per un periodo la cosa vada. Dottore, omaggio di preziosi, costanza, c'è anche la possibilità tramite persone che ti danno una mano di raccogliere, di costruire qualcosina e di realizzare qualcosa che ti dia anche la sensazione di essere capace di dimostrare il tuo valore. Tra l'altro a fronte anche di un bel impegno, perché si vede che nel prossimo periodo sarai molto attiva, molto partecipe. Il problema che ti preannunciavo nell'esito è che purtroppo non potrai fidarti completamente di quello. Oh, grazie, che carina, Flo, grazie.
non potrai fidarti completamente di quello che qualcuno ti dirà, perché, amica deliranti, cioè c'è il rischio che questa conoscente o questo conoscente, l'amica non necessariamente riguarda una donna, potrebbe essere comunque anche, un qualcuno che conoscerai cammin facendo o qualcuno con cui avrai a che fare, per questioni lavorative, quindi una persona, vicina che probabilmente mentirà o dirà, alimenterà delle false speranze e l'esito non è piacevole. Allora, predisponiti a fare qualcosa rispetto a questo lavoro online per cui mi hai chiesto e interpellato, di farlo per un periodo, ma anche di recuperare il tuo investimento. Vedi che la carta del dottore negli ambiti finanziari può parlare di un rientro del proprio investimento, sì anche di aiuti, ma anche di un risanare. Se hai affrontato una qualche spesa di partenza, preoccupati di far rientrare quantomeno i soldi investiti o almeno un compenso legato al tempo che hai impegnato per l'attività. Perché purtroppo, cioè finché farai così la cosa andrà, vedi che c'è anche la carta della costanza, costruirai qualcosa, sarai anche soddisfatta, ma purtroppo quello che ti era stato in qualche modo millantato non è da credere, ok? Attenta, non credere a tutto, soprattutto se ti hanno promesso guadagni facili in breve tempo, non ti fidare, non ti fidare anche perché qualcuno potrebbe rimangiarsi la parola, confonderti con altre informazioni e anche avere degli esiti imprevisti, veramente spiacevoli e improvvisi. Ok, quindi mi raccomando, Mara, attenzione, attenzione. Allora, vediamo un pochettino. Eva, concluderò a breve le mie operazioni immobiliari. Ecco, brava Mara, prepara un piano B, non ti fidare solo di quello. Io normalmente per tutte le persone, adesso al di là del fatto che l'ho visto in modo chiaro, ci sono state anche altre situazioni con persone che hanno aderito a questi progetti creando rete, eccetera, consiglio sempre di rientrare del vostro investimento al più presto possibile, perché questo genere di attività di cui io ho già fatto esperienza 2 lustri fa, almeno, sono fatti così, sono periodici, poi decadono per un motivo o per un altro, perché quasi tutti si basano su uno schema, su una piramide e dopo che hai assoldato amici e parenti, ti guardi intorno, diventa difficile fare rete e dunque la cosa più importante è investire, rientrare e con quello che si genera uno gioca o comunque è grasso che cola tutto quello che entra dopo. Mi raccomando, se non fatevi allettare dall'idea di reinvestire, cioè invece di tirare fuori quello che è vostro o che comunque vi è stato promesso, molti comprano altri pacchetti, ributtano dentro perché si fanno prendere per la gola da altre opzioni, perché se investi uno prendi tot, ma se investi due doppio, ok? Mi raccomando, rientrate e dopo giocate, tutto quello che viene dopo è guadagno. Ok, bene. Allora, adesso mi riconcentro su Eva. Allora, vediamo per le sue operazioni immobiliari, 15 aprile 83. Vediamo. Allora, pensiero o conversazione è un taglio comunque positivo, parla di soluzioni, ricerca di altre opzioni, progetti che vengono condivisi con altre persone, come se fosse un lavoro di squadra. Vediamo
cosa ci raccontano? Allora, guarda, qui la cosa è molto imminente, va bene? Perché mercante, falsità a casa, fortuna mercante, falsità a casa, che comunque in questo caso è come se si aprisse una parentesi da cogliere al volo. Ehm, Dunque la situazione se si sviluppa subito. Ti consiglio eventualmente, se ti capita un'occasione, cioè qualcuno che magari ti fa una proposta adesso, magari una proposta che tu non ti aspetti, a costo di, magari, se non è tantissimo, pagare come si dice, sai quando versano una somma per bloccare l'immobile e, nel momento in cui annulli la vendita, devi pagare una specie di penale che è il doppio della cauzione. Se questa cosa ti conviene, fallo. C'è una parentesi di fare un affarone nell'immediato. Se non dovesse capitare questo in particolare, comunque si apre una finestra per realizzarlo quasi subito. Ti dico perché e ti conviene farlo più presto che puoi, perché allora intanto si vede già che ci sono stati diversi ostacoli, che possono essere stati, legati a, scartoffie, cose da concludere. Sai, l'artista spesso riguarda incartamenti, documenti o relazioni che deve fare qualche tecnico, c'è qualcosa, di un qualche perito, insomma c'è qualcosa che vedi, ha subito ritardi, ostacoli e di conseguenza ha causato parecchie perplessità e anche un temporaneo fermo. Vedi la carta della prigione. Ora il presente ha tutta un'altra energia. Se prima era bloccato, adesso guarda che c'è un'improvvisa opzione, di concludere un ottimo affare, veramente qualcosa economicamente, quando c'è la carta del gatto c'è un vantaggio notevole. Per questo t'ho detto: ora lanciati, perché la linea è molto positiva. Il problema può nascere, nel futuro, quindi se tu non cogli questa parentesi, nel prossimo periodo vedi ammalato giovane fanciulla sacerdote, potrebbe verificarsi qualche, ripensamento, qualche più che ripensamento, difficoltà a prendere una decisione, problematiche, di vario tipo che si accumulano un po' e di conseguenza c'è questa ragazza e forse anche il padre, oppure le difficoltà sono proprio a livello, cioè qualcosa di amministrativo, qualcosina, che secondo me è meglio non andare troppo in là nel tempo. Se ti si presenta l'occasione, fallo subito. Poi cosa succede? Vedi che qua probabilmente l'occasione ti si presenta veramente, perché allegrezza al cuore, gelosia amante. È come se è come se il deposito cauzionale. Allora è come se qui, una opzione magari ti porta a una piccola perdita, ma è veramente una buona proposta. Allora, cosa c'è in futuro, qui nell'esito? Nemico vedovo. Allora, se fanno delle verifiche, non so come funziona, ma la carta del nemico a volte riguarda qualcuno che veramente ci causa qualche difficoltà, qualche impedimento, qualche impiccio, oppure sono controlli che devono fare o che vengono eseguiti, o qualcuno che vuole controllare, spiare un po', o che vuole manipolare un po' la situazione. Non è proprio una carta manipolatoria, è la verità.
però c'è una forzatura di qualche tipo e la possibilità, vedi, di poi avere dei rimpianti. La mia sensazione è che se ti si ripeto, a costo di sembrare noiosa, se ti si presenta un'occasione, devi pensare per te, perché non vorrei che poi magari hai qualche rimpianto, Fai bene i tuoi conti, perché qui c'è comunque conversazione del vedere delle situazioni, delle belle notizie che comunque arriveranno. Per me l'affare o lo fai subito, 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 nell'arco dei prossimi giorni, proprio per la serie vai e fatta, oppure avverranno delle situazioni che un po' ti stancheranno. Magari sono gli atteggiamenti degli acquirenti, forse in particolare la donna giovane che ho visto qua, poi il fatto che possa turbarti una qualche altra offerta, ma magari non è, cioè anche se buona, avendo ancora in ballo quegli altri, perché vedi che qui significa che ballerai in 2 situazioni, no, e magari ti dispiacerà che quest'altra proposta sia arrivata dopo. Ma, mi raccomando, ecco, al di là di tutto fatti bene i conti perché ci sono comunque delle cose buone in arrivo, Allora, cioè devi pensare per te, va. Mhmm. Allora no, meglio tenerli su per leggere. Allora, vediamo un pochettino. Oh, grazie Flo. Ho fatto dei rituali consigliati da lei e funzionano alla grande, grazie. Bene, sono contentissima. Allora, vediamo un pochettino. Questa l'ho risposta, proviamo a dare spazio a una persona nuova. Vediamo un po'. Ciao Siria, vediamo allora, aspettiamo, brilla brilla, vediamo un po'. Buonasera, 7 luglio 78, sono Isabella, chiedo se ci sarà un ritorno d'amore per me, grazie di cuore. Mi dici per favore da chi ti aspetti il ritorno, se ci sei intanto Isabella scrivimelo e vediamo un po', mi devi aggiungere anche gentilmente nome e data di nascita della persona per cui vuoi vedere il ritorno. Bene, brilla, brilla, c'è, è presente. Vediamo un po'. Guido, ok. Allora, vediamo se Guido, 28 aprile 78, ritorna da Isabella. Oh. Beh, ci sta sicuramente pensando, Vediamo un po'. Allora, beh, Costanza Amante. È un taglio interessante. La costanza è una riuscita, una realizzazione, uno sblocco, un successo. E l'amante possiamo interpretarlo come un tornare alla carica. Non è un ritorno, ma magari una ripresa di un corteggiamento o qualcun altro che invece si farà avanti. Però vediamo un po', perché ne abbiamo chiesto di Guido. Senti un po', ma hai chiesto di questo ritorno. Voglio solo capire una cosa, perché si vedono delle cose qui. Siete stati sposati insieme o ognuno per i fatti suoi è stata una relazione? Spiegami un po' la faccenda, perché qui si vede
quasi una separazione al presente e non riesco a capire se la separazione di tipo legale, c'è comunque il sacerdote, amanti, ok, amanti, allora io sono sposata, ok. Beh, allora vedi, sai, ora è molto più chiara la cosa, perché qua si vede la donna maritata e dunque di conseguenza sei tu. Mm? Eh, Vedi, ammalato, Imeneo, ci danno un po' l'idea del fatto che tu abbia trovato in lui, in questo rapporto, che non viene vissuto come un rapporto clandestino, viene proprio vissuto come un ritrovare l'amore nella tua vita, avere delle soddisfazioni, essere appagata finalmente a livello sentimentale, come se tu l'avessi incontrato in un momento in cui veramente c'era un'enorme stanchezza nel tuo matrimonio o una sfiducia nei rapporti, potrei dire. Ok. Eh, insomma, eri già in crisi, va, diciamola così, nella linea del passato. Qui si vede, vedi sospiri, fortuna, donna maritata, sacerdote, dunque si vede la situazione a carattere legale qui, cioè la via di separazione, ma si vede anche la freddezza che c'è tra voi in questo momento. Eppure è una fase che devi affrontare e forse è giusto che tu la affronti da sola, anche se non è sempre bello, non è sempre facile. Ecco, non vedo un ritorno vero e proprio, non è che vedo un ricongiungimento di natura sentimentale, non vedo riprendere la relazione, ma vedo riprendere i contatti. È come se, vedi, bambino, lettera, vedovo, magari ti dirà che gli dispiace, ti dirà che magari ha qualche rimpianto, te lo farà capire in un momento in cui si sentirà nella condizione di affidarsi, di aprirsi. Però da qui a dirti che dopo poi torna è un abisso, c'è il mare di mezzo, non vedo comunque un'azione. È come se lui stesse temporeggiando in attesa di capire il da farsi, senza capirlo in ogni caso, lo vedo confuso, e soprattutto sul fatto di doversi nascondere. Questa cosa secondo me non gli piace. O comunque lo destabilizza in qualche modo, non ci vede un vantaggio. Gli dispiace perché sicuramente questa cosa non era solo tua, questa è una grande intimità che anche lui ha trovato, però probabilmente è anche o non gli importa sistemarsi e costruire qualcosa di solido e allora magari il fatto che tu ti stia separando lo spaventa o in alternativa lo spaventa il doversi nascondere. Questo lo conosci tu meglio, io non conosco la situazione, so solo il suo nome e la sua data di nascita. Di fatto c'è un sapere bene che cosa fare in lui e dunque non lo vedo tornare e c'è qui ancora un'altra cosa, vedi? Potrebbe comunque alla fine mh, non, non è che ti darà tante belle aspettative. Cioè, lui lì non ha, forse ha paura anche di essere tirato in mezzo in una situazione difficile, che non si sente magari nella condizione di dover affrontare magari quel caos, quella confusione di una separazione se dovesse venire scoperto un qualcosa. E io non lo vedo tanto per la quale di tornare, perché Belvedere disgrazia non mi sembra una cosa buona in arrivo. Credo che si capisca, cioè il Belvedere è l'attesa di un qualcosa o una notizia che deve arrivare e assolutamente non è quello che ti aspetti. Potrebbe avere una defezione dell'ultimo minuto,
dopo che magari, come abbiamo visto in una comunicazione, ti scriverà delle cose anche belle, no? Però piene di un rimpianto, quasi di un dolore, che però lui è rassegnato. Ma lo farà lasciando una specie di porta aperta e molta confusione, ma in realtà lo vedo molto combattuto e non positivamente. Non ci vede una convenienza, ci vede un pericolo. O comunque nella segretezza, o di dover affrontare una battaglia che non gli appartiene. Non mi sembra di vederlo tornare, però potrebbe anche disilludere la tua speranza di rimettere le cose a posto. E poi farlo magari in un secondo momento, però io da qui a darti una risposta positiva rispetto al suo tornare nei prossimi mesi non me la sento, ma non me la sento neanche di dire che poi è morta del tutto la situazione, perché c'è comunque una chiusura che lascia uno spiraglio, anche se subito ti darà una delusione, forse perché non sarà chiaro nell'esprimerti la sua confusione o le sue paure, ok? Ok, benissimo. Io per questa sera vi ringrazio per aver partecipato, vi ricordo mercoledì alle 18 l'appuntamento con il Marietto, sempre su questi canali dove avete trovato me, troverete anche lui. Prego Isabella, lui mercoledì tra 2 giorni alle 18, io torno venerdì alle 21:15. Mi raccomando, se non sono riuscita a rispondervi avete appunto altre possibilità, comunque torno la settimana dopo, a Dio piacendo, quella dopo ancora, eccetera, 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 quindi sarò sempre con voi finché ne avrò le forze e vi aspetto ovviamente anche per un consulto professionale, vi ricordo 20 euro 45 minuti, il numero non fa altro che scorrere dall'inizio della diretta, segnatevelo giù e contattatemi se volete un appuntamento privato dove ovviamente potremo approfondire di molto la situazione che state vivendo o anche le più situazioni su cui avete curiosità, domande, perplessità. Un grande abbraccio a tutti e buon proseguimento di serata. Vi aspetto venerdì alle 21:15. Ciao!